Scatman's World. Vai raga, andiamo, Gran Premio d'Ungheria, partenza un po' così, addirittura Arianto mi vuole superare, fioi, attenzione. Andiamo a tentare l'internazzo puro. Mamma mia, cosa è successo, fioi? Ma qua è successo veramente, safety car, subito safety car, incidentone pauroso, fioi. Incidentone spaventoso. Subito safety car. Però nessun ritiro, attenzione. Però ho visto una macchina praticamente arrivare come una pazza. Ragazzi, siamo pronti a riprendere. Adesso vediamo un po', già decimi. Comunque siamo stati fortunati di sta bagarre. E c'è andata anche bene perché se venivamo colpiti erano cazzi, Dai che si parte. Si riparte ragazzuoli, si riparte. Green flag. Siamo vicinissimi a Sergione. Si riprende raga, si riprende. Mamma mia, very good. Me ne pappo due in un sol boccone. Perfetto. Dopo ho cannato le qualifiche in pieno. Siamo pronti a riprendere la lotta. Vai fioi. Siamo alla macchina, siamo al monoposto migliore ragazzi, quindi possiamo recuperare tranquillamente. Mamma mia. Sarebbe bello vincere il terzo titolo consecutivo quest'anno, stiamo andando benissimo, per il momento l'anno migliore. Abbiamo Massa davanti, c'è Pippo. Pippo Massa davanti, fioi. Anche i costruttori voglio vincere. Speriamo di chiudere bene questo quinto e ultimo anno sotto gioco che l'abbiamo bruciato ragazzi, tra Play e PC veramente ho giocato tantissimo, uno dei migliori titoli. Fastest di Seb, giro record di Seb. Ma stai. Lui mi dice così però, ma proviamo a sto punto, non so, le medie qua sono un po' indeciso sinceramente, se le medie qua possono far bene. Proviamo due soft. Qua stiamo girando, adesso stiamo girando. Siamo molto vicini a Pippo. Attenzione. E Pippo. No, mamma mia, mamma mia. L'ho rischiata, è andata bene. Perché Pippo mi sta rallentando. Pippo mi rallenta. Culo Pippo. Leggeri problemi alla lettone, ma proprio minimi, nessun problem. Ragazzuoli, dai, cazzo, Massa è veramente a portata, se sbaglio io. Presa male, presa troppo larga, no good, no good. Qualcuno va già ai box. Qua se le stanno dando di santa ragione. La Williams di Bottas era andata un po' fuori, infatti Massa ci prova. Pippo, c'è veramente una gran bagarre, c'è il bagarotto. Mamma mia, guarda come se le danno. Mamma, devo andare sull'erba, non ci credo, non ci voglio credere. Quanto ho rischiato raga, devo andare fuori.
esco di box adesso, scusate se non ho caricato, ho registrato prima, ma sto registrando praticamente la seconda parte, ho salvato dopo qualche ora perché sono dovuto uscire. Siamo 17esimi, comunque ho fatto la sosta, ho messo le gomme medium. Attenzione, mamma mia, sgommatona qua, sgommatona, ma ce l'ho fatta. Siamo rimasti in pista. Sarà durissima, raga, sarà molto molto dura. Adesso dobbiamo recuperare. Una gara difficile qui in Ungheria. Attenzione, attenzione. Fuori Hülkenberg, ritirato Nico. Ritirato Nicolino Hülkenberg. Ritiro per Hülkenberg. Primo ritiro della gara per il corpo di Nico. Noi siamo in remontada, siamo noi. Siamo in remontada, fiore. Adesso devo tenere per poi mettere le super soft e basta e fare una sosta sola. Questo è l'obiettivo. La macchina di Hülkenberg è ancora parcheggiata. Qualcuno ai box, uno solo purtroppo. Siamo 16esimi. Devo cercare di fare la rimonta anche in pista perché sennò è dura, È vero che siamo messi bene nel mondiale, ma basta poco per tornare nel baratro più profondo. Nel baratro più totale. La vettura di Hülkenberg ancora non è stata spostata, ma la safety car non è uscita, è già uscita al primo giro, ricordo. Ecco, è stata rimossa adesso. Abbiamo Sainz davanti. Ragazzuoli. Dobbiamo pompare bene, se così si può dire. Sono molto concentrato, ragazzi. La gara è dura. È lunga, è tosta. Mancano 21 giri ancora. Vogliamo il bagarotto. Se cambia qualcosa ti avvisiamo. Va bene, puttana. Guarda la bagarre davanti. Guarda quanti bagarotti davanti. Prima con la Williams mi è costato quasi un incidente. Guarda la sfida davanti. Guarda che roba. Prevedo un incidentone, però stanno rallentando e questo è positivo per me. Questo è molto positivo per il suddetto marchetto comendiano. Vai fiori. Abbiamo adesso abbiamo Grosjean, il piccolo Grosjean, signori, il piccolo Grosjean. Siamo lontani però da superare questo trenino. Faccio un po' fatica a tenere, diciamo che non ho la macchina al top in sta gara, vedi anche qualifica, non è proprio una gara top per il Cume. Allora hanno anche la mescola più morbida, quindi fa meno fatica sicuramente. Bravini. Adesso un altro giro, mancano 19 laps. Carburante non ancora posso andare ancora con la miscela grassa. Adesso però devo prenderli, cazzo. Devo fare il sorpasso almeno su una o due macchine perché sennò perdo troppo tempo. Perché ci siamo. Non è che il Cume a caccia. Qua possiamo tentare il sorpasso su Grosjean, lo rischiamo perché non è facile.
Mamma mia, mi è andata bene, Fioi, mi è andata di lusso. Mi è andata veramente di lusso. Adesso c'è Ricciardo, però avevamo già un pilota, anche lui con le medie, però. 1,3 secondi. Sarà una gara eterna, a mio modestissimo parere. Però possiamo portare a casa il risultato, ragazzi. Gigi fuori. È appena arrivata la notizia. Gigi Hamilton ritirato. E questo è un gran colpo per noi, ragazzi. Anche Hamilton fuori, Fioi. Veramente il terzo mondiale. Non è così impossibile. Per quanto non ci sia solo Hamilton, però il ritiro di Hamilton è pesante. Siamo al 23esimo giro su 35. Secondo ritiro. Gigione, ciao. Ciao Gigi. Ciao, porco di Gigi. No, cazzo, questo è un brutto errore. Mi esalto. Quando Gigi si ritira mi esalto. Siamo quarti adesso. 8,4 secondi. Siamo in 4 position, please. Siamo quarti, Beppe. Siamo quarti. Ok. Che dura che sì. Ok, siamo in box. Ho anticipato i 3 giri perché devo ottenere la super soft il più possibile e fare la remontata. Qualcuno sta rallentando. Insomma, ci vorrebbe la safety car. Sono fuori che dei punti in questo momento. Ai ai ai. Devo fare il miracolo, Fioi. Gara difficile qui in Ungheria. 12esimi. Addirittura 13esimi. Non farmi uscire così. Mamma mia. E anche Magnussen alle super soft. Cazzo. È vero che ha una Renault, l'ex mia squadra. Però devo fare i sorpassi veloci. Se voglio andare a punti, quando parti indietro è sempre così, ragazzi. Non aspettavo una gara difficile, però pensavo di aver recuperato di più. E adesso devo veramente spaccare fuori tutto. Dai qui. Dimostra di poter andare almeno in zona point. Forse qualcuno deve ancora andare ai box, spero. Adesso devo tirare come un disperato in questi ultimi giri. Mancano 7 laps. Vettel, una gara impeccabile per il momento, Seb. Bravo Seb. Ok, una Renault va ai box, questo è buono. Nemmeno traffico. Vai DRS, sfruttiamole, pappiamoci. Kevin Magnussen. Giro record di Verstappen. Tanto il fumo qua. Questo è un gran bel sorpasso che però non si sta finalizzando. Guarda la merda umana. Adesso me lo sono bruciato, perfetto. E adesso abbiamo il fottutissimo trenino. Se superiamo quel trenino prendo qualche punto e vaffanculo. Il nostro obiettivo è quel trenino. Per esempio Ricciardo alle soft. Sì, ce lo possiamo prendere anche velocemente, a mio parere. Verline dov'è? Mamma mia, sto proprio rischiando, ragazzi. Non ho alternative. Deve essere qua vicino, forse. No. No, è qui indietro, è qui indietro. Sono molto... Rallentano tutti qua.
Siamo 11esimi, Fiori, non riusciamo però a prendere questo treno, fottutissimo treno. Però anche è vero che si sono veramente incastrate là, E che a me manca poco, la safety car non può più arrivare, ahimè. È molto difficile negli ultimi giri. Guarda il casino che stanno creando sti rincoglioniti. Meno male che l'ho sorpassato bene, Fioi. Ok, siamo in zona punti, questi due ce li possiamo tranquillamente superare, le due Toro Rosso. Bellissimo, Come, very good. Gran sorpasso. Metto le bandiere gialle, cosa è successo? C'erano ancora i rallentamenti? Sono molto aggressivo adesso, Non ho posto dentro, non c'è nessuno, forse ho creato la bandiera gialla, forse chi lo sa può anche essere, ma io ho fatto il mio sorpasso, quindi cazzi loro. Sto spingendo come un forsennato, sono più veloce di loro, quindi non mi preoccupo tanto. Che prima li supero meglio è. Si è creato un piccolo buco, però c'è Ricciardo, quindi ma, insomma. Il distacco dal pilota davanti è di meno di un secondo. Tenta l'attacco con il DRS. Io ci provo. Eccoci qua, ormai siamo vicinissimi. E che ci siamo, almeno ottavi possiamo. Sufficienza per altri 5 giri. Ottavi possiamo farcela. Bello, 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 bello. Ottimo sorpasso, pulito, preciso, ottavi, però finisce qua, ho paura. La nostra gara si chiude con l'8º posto. Speravo qualcosina di meglio sinceramente, ma va bene. Siamo partiti 17esimi, ci può anche stare in una gara che non amo particolarmente, l'Ungaroring. Però Hamilton non prende punti, già questo è importante. Lunghissimo per guardare la classifica. Ok, altro giro andato, mancano 3 giri, 3 laps, 3 laps. Prima posizione è 50,6 secondi. Perfetto, purtroppo finisce qua la remontata, pazienza. Però dai, 3 punti sono meglio di 0. Una gara molto molto difficile. Il distacco da quella dietro è 0,6 secondi. Dopo la prima safety car pensavo meglio sinceramente. Forse tra quelle medie ho perso sicuramente tempo. Almeno quinto, ci speravo almeno quinto. Vai, pazienza. Il distacco dalla vettura davanti Forse ho fatto troppi giri sulle medie. 5 secondi. Vabbè. Forse era meglio una sosta in più e 2 soft, vabbè. Due giri mancano, raga, di attenzione, un altro ritiro intanto. Stai aumentando il distacco dalla Pascal, segue. ritiro di Pascal. Ritiro di Pascal Verlaine. Forse guadagno la settima posizione, se non era un doppiato. Già in pista. No, purtroppo no. La situazione non torna alla normalità. Attendi le bandiere verdi. Peccato. Peccato, 3 ritiri comunque, gara con molte casini. A sufficienza per altri 3 giri. Comunque dai, va bene così, il vantaggio ancora sarà, spero, notevole dal secondo.
Abbiamo Sainz, possiamo gestire tranquillamente l'ultimo giro e mezzo. Ai ai ai. E inizia anche per il Cume, final lap cumendiano. Alcune informazioni su Palmer. Sembra che il problema sia stato risolto. Palmer è stato problema. Niente, però passo non positivo comunque. Passo migliore per i miei avversari, che meritano di star davanti. Io ho fatto il possibile, ma non è andata bene qui a Hungaroring. Dopo c'è Spa, gara più favorevole. Vince intanto, già vince Vettel, grande Ferrari per la costruttori. Bravo Seb, blau job Seb, blau job. Grande vittoria per il Bibitaro che dà 25 punti alla costruttori. Grande Vettel. Quest'anno voglio vincere anche la costruttori, cazzo. La pretendo. Stiamo arrivando anche noi. Ta 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 ta. Forse potevo mettere anche prima le super soft. Vabbè. Oppure era meglio le soft, mettere le soft centrali. Vabbè, pazienza ragazzi, è andata così. Ottavo posto, poteva andare meglio, ma poteva andare anche peggio. Purtroppo così non va, per niente. La prossima volta spingiamo di più, ok? Vabbè, ma sono soprattutto il 17esimo, Pirlone. Comunque abbiamo vinto noi. Quanto vediamo è il momento del podio. I piloti escono e un uomo. Bravo E ora Seb. diamo un'occhiata alla La classifica più 51 da Button, si gode a cannone. E più 49 nei costruttori. Stiamo dominando ancora noi. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Ciao!